ci racconta che gli autovelox non sono omologati perché mancano le norme di attuazione che il Ministero non ha mai disposto. Quindi non è colpa di nessuno se non sono omologati, però è colpa di qualcuno se vengono utilizzati. Ci voleva la procura di Catanzaro, sembra suggerire tra le righe l'avvocato trevigiano Fabio Capraro, soprannominato l'avvocato dei Velox. Da anni insiste nell'affossare questi sistemi di rilevazione della velocità privi di alcuna omologazione, dunque inutilizzabili, di fatto illegali. Nella misura in cui non sono omologati non possono essere utilizzati come mezzi per accertare infrazioni, possono essere utilizzati solo a livello statistico. Non so, se voglio vedere quante auto passano per una certa strada, ecco che l'autovelox forse può aiutarmi. Il sequestro preventivo dei Velox T-Expedit V2.0, 2 presenti nel comune di Venezia, potrebbe dunque essere solo il primo nel quadro dell'inchiesta della procura di Cosenza, la prima tessera del domino a cadere destinata a trascinare con sé tutte le altre. Lo aveva anticipato la sentenza del giudice di pace di Treviso, che aveva confermato come nemmeno i rilevatori di velocità in tangenziale a Treviso fossero omologati. Potrebbe essere solo l'inizio esattamente di una situazione che riguarda tutto il paese. Non sono strumenti legali. Strumenti che hanno rimpinguato le casse dei comuni per centinaia di migliaia di euro. Secondo il Codacons sono valsi 65 milioni di euro solo nelle 20 città più grandi d'Italia. E purtroppo poi invece c'è qualcuno che non solo non li spegne, ma nei verbali ci mette anche che sono omologati, e quello purtroppo è un falso in atto pubblico. Una tesi che valse a Fabio Capraro una denuncia per calunnia, a lui insieme al suo perito Giorgio Marconna da parte dell'allora sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Quella volta però il comune non ebbe l'ardire di andare in Cassazione, cosa che ha fatto invece recentemente con il risultato che sappiamo. La Cassazione lo ha sempre detto, lo ha ribadito nell'ultimo provvedimento in maniera chiara: gli autovelox non sono omologati.